Dai! Ed è regata del secondo le due remi, eccoli qua, partita la regata al secondo le due remi. Dai Cristiano! Vai Cristiano! Via Gigi, via! Canarina rosa, arancio rosso, bianco che cerca la testa della regata. Se fura, se fura dai roghi. Il corpo di Dai Chris! È il momento molto importante. Il numero d'acqua qui Ogni Cristiano va gioca a su destra. qualche metro di... Eccoli. Vediamo se mi dice notizia via cannocchiale. Mamma mia. Sai oppure arancio sono sotto riva, Le barche sono all'esterno, ma i concorrenti sono sotto riva. Sembra che il rosso, effettivamente come ci veniva segnalato, abbia un buonissimo margine di vantaggio. Vedo il Canarin che si butta un po' al largo per cercare di recuperare Canarin, mai d'uomo nei 30 anni di carriera di Rudy Vignotto, ma eccoli qua, ormai si stanno avvicinando alla traguardo. Rosso celeste. Per loro sempre il rosso con celeste. Mattia Colombi, Andrea Bertolini, sarebbe per loro la seconda vittoria consecutiva. Eccolo qua il rosso sempre in testa, seconda posizione per il celeste. Cristiano, spostiti che cerca di recuperare. Poi abbiamo l'arancio, queste le prime 4 posizioni che lottano per le 4 bandiere in palio. Dai Cristiano più avanti. Sono cambiati anche la corrente d'acqua, come vedete tutti sotto riva, nessuno al centro del campo gara per sfruttare l'aiuto. Intanto vedo che qualcuno si butta al campo, vuol dire che cerca l'attacco, l'impossibile per conquistare un colore diverso. 4 le bandiere in palio per il momento: rosso, celeste, canarin, arancio. Ancora all'ultimo momento vediamo il rosso che tiene esattamente la testa della regata del Redentor 2020, direzione sviluppo promozione della città di Venezia. Eccolo qua che viene accompagnato il rosso dall'applauso che va crescendo man mano al traguardo della Canarina, si monta da campo per cercare la seconda posizione. Che bravo! Controllare senza forzare troppo l'andatura. Celeste Canarina, Celeste Canarina. Il rosso mi dà la possibilità di capire bene, ma ci sono 2 imbarcazioni. E il Celeste che va a completare la seconda. Vai Gigi! Mattia Colombi, Andrea Bertolini, eccoli qua, secondo posizione per il Celeste, vicino alla parte della terra spagnola, e c'è un testa a testa tra il... Via Rudy! Dai Rudy, dai! Su Rudy! Maurizio Rossi, Giuliano Pagana. Dai Cristiano! Dai Cristiano! Posizione troviamo il viola. Dai Cristiano! Posizione per il marrone.
Gioia che ha fatto il passo, è stronzo, è Gioia. Ed ecco il verde. Terza posizione. Ce la fate ad appoggiare un piede qua? Eccoli qua, ancora qualche foto meritatissima. Aspetta. Grandi, i nostri Luigi Lombardo, Matteo Zaniol. Mattia. Terza posizione per la Calarinna. Cosa pensate? Mattia e Rudy Zignotto. Sicuramente la stagione step alla volta. Questo era stato importante per noi abbiamo il problema di confermare la vittoria l'anno scorso e non è facile. Pertanto sorpreseremo sicuramente la Ostrina, poi arriverà la storia. Un'analisi tecnica di questa gara. Eccolo qua il giovane Mattia Vignotto, buon papà Rudy Vignotto. Fatta molto bene. Ancora Fase in di passo, bandiera poi Luciano. una bella fase di Canarin, sempre sensazioni classificati. buone. Una meritatissima bandiera verde. Alla prossima regata, Pellestrina, 2 agosto, e poi il grande appuntamento, la regata storica. Vignotto gareggiava col figlio, quindi insomma è stato proprio un duello perfetto, no? No, il Vignotto è sempre un grande campione, mai da sottovalutare nessuno. Noi Quarta posizione. siamo i vincenti della stagione scorsa, di tutte e 4 le regate, e quindi noi Un attimo, ovviamente a vincere, però sempre con umiltà, e cerchiamo sempre di divertirsi su ogni allenamento e ogni regata. Grazie. Grazie a voi. Maria, ti va, vieni in conta.
altri